Diamo inizio alla serata, una bellissima serata, come vedete vi sono molte persone che devono suonare, cantare, eccetera. E allora, questa manifestazione è intitolata Rosa e Fuci, Rosa e Sicilia. Come vedete dietro di me, nasce come un viaggio di emozioni nel cuore pulsante dell'identità siciliana. L'evento non si configura come un semplice spettacolo, ma come un vero e proprio mosaico culturale in cui diverse forme di arte, poesia, musica, pittura si fondono per celebrare la memoria, la forza e la bellezza autentica di quest'isola siciliana. Il fulcro musicale di questa serata sarà affidato alla prestigiosa presenza dell'ensemble femminile polifonica The Angel, sotto la sapiente e carismatica direzione di Raffaele Vinciguerra, che prego venire qui, ecco già è qui. Diciamo il coro seguirà un ricercato repertorio di canti tradizionali e composizioni siciliane. Attraverso l'intreccio polifonico delle voci, il coro rievocherà le atmosfere più intime e le passioni più profonde della nostra terra. Per l'occasione l'ensemble sarà arricchito e sostenuto dall'accompagnamento di bravissimi maestri con gli strumenti musicali dietro di me, che destineranno le armonie vocali con arrangiamenti di grande spessore strumentale. Ad impreziosire e dare ulteriore prestigio al programma musicale si alterneranno sul palco due straordinari interpreti, Fiammetta Bellanga e non c'entra niente, soprano, è completamente sbagliata, è completamente sbagliata. E la sua sensibilità interpretativa regalerà momenti di assoluto lirismo. E poi c'è anche Davide Guarracci, tenore, ma ora non si sta esibendo, non si esibiranno capace con di loro, incarnare la passione è tutto e il sbagliato. pathos della tradizione melodica isolana. La forza della manifestazione risiede nella sua natura multidisciplinare. Accanto alla musica, il palco darà spazio ad altre tre fondamentali espressioni dell'anima siciliana: la poesia, un momento intimo e profondo in cui diversi poeti si alterneranno sulla scena; il culto, ci sarà il nostro celebre contastorie Melvizzi, che riporterà in vita l'antica e magnetica tradizione della narrazione orale; e poi la pittura, l'arte visiva dialogherà direttamente con quella uditiva. Ecco come descrive la nostra Raffaella Vinciperra, direttrice del coro e coordinatrice dell'evento. Rosa e Voci, Rosa e Sicilia, quindi questa manifestazione è un tributo alle memorie storiche e culturali della nostra terra. Attraverso la coralità dei The Angels, la forza della parola e l'impatto dell'arte visiva, con queste cose vogliamo offrire al pubblico non solo un momento di intrattenimento, ma un'esperienza di riscoperta delle nostre radici più profonde. Ora passo la parola per un saluto al nostro amico direttore della casa di Rosa, Melvizzi. Io sono brevissimo telegrafico perché mi rendo conto che siamo in tanti ospiti, non solo loro ma gli altri preziosissimi ospiti che si esibiranno dopo di loro, importanti, vogliamo ascoltarli tutti, quindi io dico solo grazie, che anche questa sera un'altra perla si va ad aggiungere a questa collana meravigliosa degli eventi della Casa di Rosa. E così la collana diventa sempre più lunga di eventi importanti che ricordano Rosa e onorano la cultura siciliana. Grazie a tutti voi a nome del Centro Studi di Cultura Siciliana. Io sono Raffaella Vinciperra, sono la presidente e rappresentante legale del mio ensemble dei Angels Artisti. Noi proveniamo da Favara e ci avvaliamo di voci spettacolari, di soprani, mezzosoprani e contralto, e a volte le parti anche del soprano, i soprani vengono utilizzati per tenori, perché si possa avere una coloritura più ricca della polifonia. Ad accompagnarci sono i nostri strumentisti, il maestro Raffaello Pilato
è un maestro del conservatorio di Capodistretto di Sanremo, lui di Sanremo, la pianista, il docente e professoressa di pianoforte, Miriam Rossetti e Isabella Santo. Poi c'è Miriam Rossetto che invece è una flautista, anche lei è una docente di flauto traverso, un altro docente di clarinetto, Francesco Manco, Roberto Zaccà, che per me è un braccio destro perché cura tutti gli arrangiamenti orchestrali ed è anche lui un docente di clarinetto. La mia formazione invece al femminile, noi siamo composte in questo modo, quindi io, contralto, Alessandra Nobile, un altro contralto, Armelinda Pedrino, Ilenia Terrasi e Pamela Salamone sono invece un mezzo soprano. E poi abbiamo la solista Claudia Ballarò, che è un multitasking, quindi la utilizziamo per qualsiasi cosa, e la mamma che è Vittoria, che è un soprano caldo. La presentazione non doveva essere questa, io vado poi a braccio perché io mi presento sempre così a braccio, no? Scrivo qualcosa però poi non la rispetto mai. La nostra idea è stata quella di portare attraverso la coralità, attraverso il canto, tutto ciò che ci rappresenta a livello identitario come sicilianità e chi come Rosa Balistrelli può testimoniare tutto ciò che in realtà affligge e che invece impreziosisce la Sicilia, perché lei da un lato ha rappresentato la sofferenza e tutto quello, le sue frustrazioni anche nella vita che ha trascorso, ma d'altro canto invece ha fatto risplendere le bellezze di cui la Sicilia gode e di cui godiamo. Abbiamo voluto, nell'attesa dell'arrivo del centenario della nascita di Rosa Balistrelli, abbiamo voluto anticipare il tempo, era un nostro desiderio già dallo scorso anno arrivare qui. Quest'anno si è creata una sinergia con il direttore artistico Fabrizio Randazzo, al quale va il merito di aver reperito più artisti possibili, sia locali che anche della nostra zona agrigentina, e lui si diletta sempre in tutto questo, lo fa in modo professionale. Passo la parola a lui perché lui possa rappresentare al meglio tutta la serata e introdurrà tutto lui. Signore e signori, buonasera. Diamo il via a Voci di Rosa, Voci di Sicilia. Un omaggio è sentito a Rosa Balistrelli. Allora, io vorrei ringraziare Nicolò Laperna per l'ospitalità e cominciamo subito con la serata. Il primo ospite è Luigi Piazza, è soprannominato il poeta dei Sicani. Nel 2024 pubblica una raccolta di poesie e liriche del titolo Le catene della libertà, che conquista il premio internazionale Barone Antonio Mendola a Favara. Questa sera ci presenta un saggio da lui composto su Rosa Balistrelli. A voi Luigi Piazza. Buonasera a tutti. Vedo una sala veramente gravita. Sono molto emozionato di aver calpestato questi mattoni dove ci ha camminato, ci ha vissuto Rosa Balistrelli, una che ci ha rappresentato nel secolo scorso e che in questo secolo a venire siamo noi che portiamo avanti il suo pensiero. Allora io ho voluto un po' raffigurare a modo mio, con poche parole, la sua identità. La sofferenza degli stenti. A cavallo tra l'inverno e la primavera, fra luci e ombre, in una piccola stanza, luna e candele illuminano il volto sofferente di una donna stanca, che arrabbiata venne da un vocìo squillante. Nasce una rosa in mezzo alle spine e il grano, che un giorno raccoglierà con la sacca in mano. Un'infanzia infame in compagnia della fame.
Un matrimonio beffardo produce un bocciolo, l'unica gioia che accompagna il suo dolore. Ferisce per impito e assaggia la galera, il bisogno la porta in città facendo lavori assistenziali. Viene molestata e arrestata ancora una volta. Nelle piazze ascolta attenta e nel suo cuore cresce la voglia di sfogare, il desiderio di urlare al cielo, la sofferenza degli stenti. L'esigenza la lontana dalla Sicilia mentre quei ritmi di cantastorie, quella musica amara, gli batte nella mente. Lo strambellio della chitarra divenne sempre più colei che gli fa compagnia. Un'altra terra, un nuovo amore fanno sbocciare quella rosa appassita ancora una volta con tanto vigore. Rimescola rimuginando il tormentato passato, rispolverando canti di quella misera vita piena di valori. Dentro la sofferenza il dolore accompagna il cammino. Piazze e palazzi aprono la strada a un successo solo sognato. Il teatro la consacra. Diversi personaggi arricchiscono il suo bagaglio culto musicale, conto e canto, e ma domando di chi ci fige occhi a sti picciritti, si luci condividono. La povertà, lo sfruttamento come arma di riscatto al lavoro minorile, di Canazzi, di Corso, Dorotini. Siete veramente stupendi, vedo personaggi molto bellissimi, bellissimi, grazie, un'energia mi sta invadendo e questa è una sensazione che non ho mai provato. Ho vissuto tante case, tanti palazzi, tanti posti, ma questo è un posto che sento un'energia proprio che mi sale. Sono veramente estasiato di questa mia presenza qua. Grazie a tutti. Andiamo avanti con la serata con un duetto, il giovane tenore Davide Guarraggi e il soprano Fiammetta Bellanca, con l'interpretazione di Mi voto e mi rivoto. Davide Guarraggi ha 14 anni, un giovane tenore che frequenta il liceo classico musicale Empedocle di Reggento. Nel luglio del prossimo mese è stato selezionato in un festival in Bielorussia in rappresentanza dell'Italia. Fiammetta Bellanca è un soprano che svolge attività concertistica in Italia e all'estero, insegna interpretazione e canto presso il liceo classico musicale Empedocle. L'esibizione è accompagnata dalla pianista Isabella Di Salvo. Oh,
Diamo a Giuseppe Iati, è un giovane poeta e attore, a soli 20 anni presidente del Circolo Culturale Giovanni Medi di Montallegro. Stasera ci propone una poesia da lui composta. A voi Giuseppe Iati. Buonasera a tutti, sono onorato di essere qui stasera, vengo da Montallegro, 40 minuti di distanza, proprio per vedere la prima volta che vengo qui. Allora, questa poesia si chiama Dove sono cresciuto. Dove sono cresciuto? Nella terra dove il sole picchia torrida, dove neanche sulla roccia si trova riposo, neanche tra i suoi frutti, fiori rossi, gialli e verdi, i frutti del fico d'India, dal sapore che idrata e riempie la vita, perché toccando di spine si riempiono le mani. Allora, questa poesia è una poesia armenica e parla proprio della nostra terra. Rosa ha trattato non solo tanti argomenti, vediamo oggigiorno anche la fuga dei cervelli che c'è in Sicilia, tanti ragazzi che se ne vanno. Io sono, come ha detto anche il direttore artistico Fabrizio Randazzo, il presidente del Circolo Giovanni Medi di Montallegro. Ringrazio anche Vinci Guerra per avermi coinvolto in questo progetto e porteremo la voce di Rosa non solo a Montallegro, in tutta la provincia. Grazie ancora. Grazie a tutti. Continuiamo con Fiammetta Bellanga che ritorna con i brani La Siminzina e Sciusciù. Sciusciù. Accompagnata dalla bravissima Isabella Salvo.
Passiamo alla pittura e all'arte con l'opera del pittore Stefano Gallitano di Bivona. Questa sera a dar voce alla sua opera ritorna il poeta risicani Luigi Piazza, che ha composto una poesia in onore a Rosa Balistresi. Allora, questa è un'opera che io sto rappresentando per il mio grande amico Stefano Gallitano, purtroppo non presente perché soffre di depressione e non è stato possibile intervenire in presenza. Io avevo composto una poesia a tema per quest'opera in onore di Rosa. Non ho mai scritto una poesia in siciliano, questa è la mia prima esperienza e la lascio valutare il poeta. In forno all'occhi secchi, terra amare arsa, china di mille paure, cappuccino asci trova l'amore di intero dolore. Bedda come sole, spinosa come sonnore, arpaggiata come soluci. Una ricazzi gridava, tutti i malefatti di cani posso, che scacciavano tutto. E vinta, uguale, chianciva, per lo scambio di perdere un sorriso, ammucciato, ma l'ultima lacrima in fondo agli occhi secchi, stanchi e pignati. E credo che con questa occasione porterò avanti il progetto, voglio riproporlo qua personalmente per Rosa Balistresi. Grazie. Il prossimo ospite è Gioca in casa, l'abbiamo già visto, è dedicata, è il contista e poeta Melvizzi. Da anni porta un lavoro di ricerca e valorizzazione nelle tradizioni popolari, raccontando storie, leggende e identità attraverso il dialetto ricatese. Melvizzi. Signori miei, è ora di contare ciò che le pepe sanno ma non dire. E testimonio l'acqua del mare che s'agita fa scruscio, non può parlare. Ciò che è passato volesse ritornare, ciò che finì al re vuole venire. Sta terra ha visto cose antiche e rare, quante secoli fa. Non si può capire.
penso le Focodino, soli o mari, sta sempre il passato, per capire. Fine che ne storia ci sono storie, e poesie, e conti, e modi fare, fine qualche cosa troppo fuori, a Sicilia si può pure a respirare. E come da fuori può capire non solo ora chi c'è, ma chi c'è stato, i personaggi sentire e vedere l'ammisco delle storie del passato. La Sicilia è fatta pure di fantasia, leggende come storie tramandate, irradicate in una mitologia o una memoria dei nostri antenati. E mentre le ciclopi sono presenti, recopano Ulisse e Rignari, Orlando e Rinaldo combattenti, Ercole Spati, ce le può stuprare. Quando opera che dopo che c'è un armato, giocavo questo poco a ricordare, ma per te che a me è affascinato, a belle sere, a sempre capitati. Ah, se sta Sicilia non serve niente, i Focodini veniste a tagliare, che forma strana che sono pungenti, se non le rapri, non le puoi tastare. Perché? Perché come la Focodina, la siciliana gente, poi in circolo le sospira, la fa pigliare malamente, guarda come bene e non lo sa pigliare, sa ciò, ci ne spina, è contento di mangiare, ma poi c'è la pazienza, e cuci una meraviglia. Signore e signori, i fatti sono veri. Non conto di Rosiccia, di Rosa Ballestere, che avemmo la sua vita, segnata e la sua strada, che ha per lo principio o paese dalla gara. E che hanno primo quadro, Rosiccia e bambina, che facciano mare, la voce se la fina. Nascivo proprio il gioco, sotto lo camposanto, ogni ammascati ci sono, volando e luciando. Io secondo quadro, io che rosa che vinni, manco una scata a drizzi, e rizzi e fecodini. Mezzo alle strade strati, a cantare, a bagnare, prima frutta di terra e a poi frutta di mare. Lo terzo quadro, già signorina portava scalzi regni in schina, e cantano! Si sentiva la marina, e rosa cantava, cammina, e cantando, a chiamare pure un matrimonio, zio, non è che la gravata volata, e a 16 anni ci ha conservato ad Aida, a zia, un matrimonio organizzato. Siamo al quarto quadro, e comincia che festa, ma Rosa o suo marito ci può smaccare la testa. Perché? Perché aveva il novizio di carta e dell'ovino, perse della sua figlia pure, lo corremino. E dato che è chista, che sta è una storia vera, e con il quinto quadro, che Rosa fu un galera, e poi per un Palermo e giro e Botarota, finiva a Re in galera per la seconda volta. Non c'è sto quadro, dentro la sarestia, ma dopo fu un guidata, secco per figlio. Rubavo e senia, disse Alvaro Parrina, non c'è più religione. Presto lasciavo Palermo, correndo alla stazione. Signori miei, siamo arrivati a Firenze, come poi quando avete tempo potete vedere in quelle foto che sono di Rosa mentre vende frutta e verdura a Firenze. Siamo arrivati a Firenze, ma caro 47 Rosa non si poteva aspettare. Cassa sua Maria ci aveva ammazzato, fu giù al cognato, a Firenze arrivato, dette tutti entrati, e sto padre sempre caro. Perciò hanno 4 volte si cianciano le morti, con nei mantigli e all'otto fazzoletti. Ora che già un'area è giunta, alito forti, tu Rosa, cante, chianci, carraggi, e non la smetti. Ma passammo allo 4-9, con Rosa vinna per due, che non c'è in gran batturi, e presto se ne innamora, mentre veniva frutta l'antesero cantare, ed ecco che al primo disco ce lo fecero fare. O 4-10 Rosa è felice,
manda a casa cena d'amici, se sono in canta, se recita e conta gli è cagaterra. Ora Rosa ci spunta, come titta e come sacca canta storie e ti canta. E poi con Dario fuori in mezzo alle tante, perciò vedete amici, all'11° Rosa, quando è importante pure vince il teatro. Ma 4, 12, che grande Rosa è la saga dei suoi pittori. Ma lo destino c'era prima, alle porte, infatti lo 415 la mettono a cantare, mentre alle tante piazze di tutto lo stivale. Mentre il pannello russo ha un impegno sociale con le canzoni rosa, desi a suo figlio a mangiare. Niente, non funziona, fa niente. Allora 414, vabbè uguale, dai. Allora 414, Rosa a mostra coscienza, sapete una cosa? Rosa aveva stata a galera, aveva stato in Capotarsi. Io 414 una Rosa già famosa che ritorna in carcere ma da persona libera a fare la sua beneficenza cantando per chi sta soffrendo per gli altri. Rosa a mostra coscienza cantando un giallo di carcere per fare beneficenza. Funziona niente. Io sono il direttore, la colpa è stata. Significa che a volte ci manca il tempo per occuparci di tutto, quindi abbiamo bisogno di aiuto, sia io sia il grande amico Nicola Lapenna. E grazie per quanti ci danno aiuto, e qui in mezzo a noi non faccio nomi adesso per non perdere noi, sono tanti amici che ci danno aiuto, poi gliene chiederemo altro visto che è il nostro problema. Grazie. O 414 Rosa mostra coscienza, cantando in giallo carcere va a fare beneficenza, gli non preoccupa incontro e perdona a cura. Ha sognato, sì, proprio giù disgraziato, che da sua soncia vi ha ammazzato. Se signore miei, a così era fatta Rosa era speciale, gratuito, sempre andato. O 415 è cucato una lezione, pure hanno tante scuole, fornia, tante nazioni. Con le sue scuole vasce andando Rosa insegnava, Amalia Rodriguez la presentava. Ma allo 16° ecco che spunta la morte. Proprio in mezzo a un concerto ci abbattano i sopporti. Pare che pure la morte a Rosa possa trovare come gli ha fatto la vita, impegnata a cantare. Nell'ultimo quadro del Rosa scende su 3, a 6 anni, a 16 e a 63, i suoi dischi a polmone, le tante bandiere, un Rosa gli va a cantare alla clientela. Signore e signori, tra i guai e i dolori, ecco o canto di Rosa come pigliavo sapore. Perciò, e canta Rosa, ditto, e si dice, perciò questa Sicilia, Rosa e ancora a cantatrice. Grazie. Sicilia, terra di Beatrice, china di tanti primizi, formata e colorata, tu sicilianesi proclamati. Ogni paese, una cosa dimostrata, e solo a tagliarli ti fanno innamorare. Si vengono mangiati, non sono neri, a Palermo a Catania di Neghiero, si monumenti greci, vuoi dire, a Valle dei Templi, poi su un bel mare vuoi dire, sta ordina di fare impazzire. Su un vulcano vuoi rattagliare, ti consiglio l'Etna, ma occhio da bruciare. I paesi ci su basse province, con le sue tradizioni religiose, culinari, monumenti e meglio più. Ma quando un visitatore si navighi di qua, i giovani si vive e serve. Grazie. È la volta dell'ensemble femminile polifonico The Angels di Favara,
diretto da Raffaella Vinciguerra, con le voci di Almelinda Petrino, Vittoria Piazza, Claudia Ballarò, Pamela Salamone, Ilenia Terrasi, Alessandra Nobile. Ad accompagnare le voci ci sarà un qualificato comparto di musicisti composto da Roberto Sacca al clarinetto, Miriam Russello al flauto traverso, Raffaello Pilato al violino, Isabella Di Salvo al pianoforte e Francesco Marango al clarinetto basso. Insieme daranno vita a un intenso racconto musicale che celebra la forza, la sofferenza e l'orgoglio di Rosa Balestreri. A voi, The Angels! Allora, i pezzi che noi eseguiremo sono i seguenti: Voi dormite ancora, Cuti Ulissi, Terra che non senti, Il canto della valle e Sicilia Bella, un tocco di modernità con il pezzo di Deda, per la prima volta cantato in polifonia, perché si esegue così con soltanto loro, Deda e a volte con Serena Francale. Just
Esatto. Che va bene. Sì, sì. Cugino di Siena, dai alla Sari, meglio la mano.
Miriam ha la doppia funzione, il doppio ruolo, è una flautista però è una cantante eccezionale, è anche una solista, quindi anche lei canta. L'altra battuta di incoraggiamento. Per quanto ha bisogno di sostegno. Guardate quel quadro che è originale e l'ha fatto un pittore che è stato con Rosa Balistreri, Mone Uxorio, per 4 anni. Ora io l'ho sentito parlare dicendo: ma un bis ce lo fanno? Sì, sì. È un quadro ballerino, sempre se volete. Ok. Facciamo Terra Canonzendi, almeno diamo onore a Rosa. Terra Canonzendi. Un altro ancora? Uno nuovo, uno nuovo. Diverso ancora. Se è possibile. La Vigna. La Vendemmia. È una delle canzoni siciliane più belle, la vendemmia. Non è preparato, per cui Abbiamo pronto, ma non lo abbiamo provato in termini di ripasso, però non c'è la
Aspetta che te lo do io, ce l'ho qui, vieni. Ce l'hai? Quello della diretta che non era preparato, ma a Rosa non si può dir di no. Però, cioè, nel senso, non troppo. Volevo ringraziare personalmente il signor Salerma perché è stato di un'accoglienza unica, subito a nostra richiesta in collaborazione con Giacomo Di Carla, che è un amico diciamo, anche nostro, di nostra conoscenza, un altro componente della nostra realtà. È stato meraviglioso cantare per Rosa, per voi e avervi tutti qua numerosi e spero di ritrovarci di nuovo in qualsiasi altra occasione. Sappiate che noi siamo di Favano. Siete bravissimi! Senz'altro l'occasione la troveremo per riascoltarli a Licata, ma non in questa sede, magari un po' più grande e una piazza all'aperto. Il direttore, se c'è Melvizzi, prima di concludere volevo
Prima di concludere questa serata c'è un altro intervento, un'altra poesia che ritorna il poeta esicano Luigi Piazza con un'altra poesia e concludiamo la serata. Vediamo il microfono. Allora, io concludo il mio intervento dopo il saggio, una poesia in nostra lingua siciliana, con una poesia scritta in italiano sempre per Rosa Balestreri. Tutte e tre sono emblematiche, si collegano uno con l'altro parlando proprio. Io ho seduto in quella posizione, mi ha colpito moltissimo questa lacrima. Questa è una delle cose che mi ha emozionato tantissimo. E Rosa in questo momento penso senta dall'aldilà la nostra presenza. Tra tante spine, una notte di luna piena, lo scintillio delle stelle illuminavano dolcemente quel viso dolente che ripagato venne dal vagito gioioso della lattante. La sua piccola testa venne fuori come un germoglio di un seme in festa. Tra tante spine sbocciò una rosa lacrimante. Spiccava il suo sgargiante e graffiante colore, decorato da 1000 foglie color verde speranza. Le melodie si mischiarono con l'eco del dolore, alzando le urla verso il sentiero dell'amore. Parte, ma non va mai via veramente dalla sua terra arsa e amara, dove attinge sempre la gioia sospirata. Grazie mille, mi auguro di poter tornare e portare con me ancora tante parole di questa casa che mi sta portando tanta gioia e serenità interiore. Questa lacrima la porterò con me per un prossimo evento. Grazie a tutti. Sì, allora, concludiamo la serata. Questo è un progetto che tocca anche la Sicilia, faremo tante date in futuro anche con Raffaella e anche altri artisti che ci supporteranno in altre date. Ringrazio il dottor Nicolò La Perna e tutti, ovviamente invito tutti a venire sul palco, quindi Giuseppe Iati, Marco Musciarelli, Fiammetta Bellanca, Luigi Piazza, le Angels che ovviamente già sono qui, il Davide Guarraggi e chi dimentico? E Merlizio ovviamente che va sul palco. Musicisti. Maestro Raffaello Pilato, Miriam Russetto, Francesco Maranto, Roberto Saccai, Isabella Di San Volcano, quindi i coristi Almelinda Pedrino, Paola Salamone, Ilenia